sul lavoro! Basta infortuni sul lavoro! Presidio della CGIL davanti al Consiglio regionale per chiedere sicurezza sul lavoro. In Veneto, secondo l'INAIL, nel 2023 ci sono state 69 vittime e quasi 43.000 infortuni. Si registrano circa 6 morti al mese. Le province più colpite sono Verona, Vicenza e Venezia. I settori maggiormente a rischio includono la manifattura, l'edilizia, i trasporti e il commercio. Bisogna mettere la salute prima del profitto. La nostra regione e la provincia di Venezia sono in cima alle classifiche nazionali. Migliaia di infortuni ogni anno, decine e decine di morti. Questo vuol dire che non c'è adeguato controllo alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Emergono carenze significative fra i tecnici dello Spisal e una mancanza di competenze aggiornate per affrontare le evoluzioni del mondo del lavoro, sostiene il sindacato, appoggiato anche dai consiglieri regionali di opposizione. Da anni chiediamo che gli Spisal vengano implementati del numero minimo previsto, quantomeno quello minimo che non viene garantito. Ci sono Spisal, ad esempio ad Olo e a Chioggia, che funzionano con 2 persone, quindi in questo caso è impossibile garantire la prevenzione sui luoghi di lavoro. Bisogna aumentare, assumere più personale, diminuire i ritmi e migliorare la qualità del lavoro, perché questo è un guadagno per tutti, soprattutto per quelli che poi vedono i propri familiari tornare a casa la sera. Poco prima, a Palazzo Ferrofini, il Partito Democratico Veneto aveva presentato la sua proposta di legge sulla sicurezza del lavoro. Noi abbiamo depositato un progetto di legge che è finalizzato ad incrementare le tutele che la nostra regione può garantire alle lavoratrici e ai lavoratori. E è un progetto di legge di cui chiediamo l'immediata approvazione e che manca alla regione, perché la regione del Veneto non ha una legge organica che si occupa di sicurezza sul lavoro. Calcolate che è una competenza per molti ambiti afferente alla regione e quindi abbiamo una responsabilità da esercitare.